Toni disgustosi, affermazioni offensive e false. È durissima la replica affidata a una lettera congiunta delle televisioni a un articolo pubblicato sul quotidiano La Repubblica. Sono oltre 30 le emittenti televisive locali che hanno firmato una lettera aperta congiunta. Si tratta delle principali TV del settore, da nord a sud, isole comprese, e tra i firmatari non poteva non esserci Media Nord-Est, primo gruppo televisivo locale d'Italia. All'origine della vicenda i 20 milioni di euro di contributi statali contesi tra le emittenti e la carta stampata, o meglio, per dirla con le parole delle televisioni, il blitz della nota lobby dei giornali per sottrarre all'informazione radiotelevisiva locale 20 milioni all'anno per ognuno dei prossimi 3 anni, e questo con l'obiettivo chiaro di aggiungere fondi a quelli già esistenti e consistenti per la carta stampata. Soldi ai signori delle televendite, ha titolato La Repubblica, e se il titolo sembra già poco generoso, i contenuti dell'articolo sono ancora più pesanti. Sul piatto ci sono soldi pubblici che andrebbero ad alimentare realtà fatte di telegiornali a rullo, programmi allergici agli ascolti e soprattutto tantissime televendite. Scrive il quotidiano, che nel resto dell'articolo rincara la dose senza risparmiare i 2000 giornalisti delle TV private locali. Toni sia nella forma che nei contenuti che gli editori televisivi non digeriscono e anzi rispediscono al mittente, affermazioni false e lesive per le quali si dovrà rispondere in sede civile e penale. Le radio e le televisioni che garantiscono il pluralismo dell'informazione in Italia hanno a disposizione solo la propria voce, la propria libertà e la credibilità conquistata nel proprio territorio, scrivono gli editori, e non manca una stoccata. Noi non abbiamo i quattrini delle lobby di Gedi, noi ci accontentiamo di avere 1000 spettatori per ogni copia venduta di un quotidiano come La Repubblica, che si permette di pubblicare un articolo capzioso, omettendo volutamente di ricordare che i contributi statali vengono riconosciuti per legge solo ed esclusivamente a quelle emittenti locali che rinunciano a ore di televendite e che producono e trasmettono ore e ore quotidiane di informazione locale per sostenere il loro ruolo di pubblica utilità che non solo il legislatore, ma recentemente anche la Corte Costituzionale ha riconosciuto. Da un lato quindi l'informazione libera e indipendente delle TV locali italiane, riconosciute dall'Agcom come primo presidio informativo dei territori, dall'altro un editore che sta cercando di vendere i suoi giornali all'estero, informazione gratuita da una parte, a pagamento, €1,90 a copia dall'altro. Questa è la fotografia scattata dagli editori che, di fronte a un attacco frontale scomposto e non aderente alla realtà di La Repubblica, devono rispondere innanzitutto con i fatti.